Mancato rispetto delle norme di sicurezza, sequestrato deposito di carburanti all'aeroporto di Lampedusa. Il sindaco rinviato a giudizio per la depurazione. Militari libici sparano ad un peschereccio di Mazara, ferito il comandante, esplode il caso ma anche la paura. Campagna di sensibilizzazione alla differenziata, lavori socialmente utili per chi percepisce il reddito di cittadinanza, corsi Fami. Calcio eccellenza, l'Acragas si prepara ad affrontare il CUS Palermo. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo del mancato rispetto delle norme di sicurezza, sequestrato il deposito di carburanti all'aeroporto di Lampedusa. C'è il servizio. La Guardia di Finanza, su delega del procuratore aggiunto Salvatore Vella e del sostituto procuratore Cecilia Baravelli, ha proceduto al sequestro preventivo del deposito fiscale di carburanti all'interno dell'aeroporto di Lampedusa. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, che sulla scorta delle evidenze investigative ha ravvisato, nella prosecuzione dell'attività di tale deposito aeroportuale destinato a assicurare il rifornimento degli aeromobili e affidato alla gestione di una società a capitale privato, un pericolo per la salute dei lavoratori e l'incolumità pubblica, determinato dal rischio concreto ed attuale di incendio. Le indagini sono state avviate a seguito di un esposto depositato dai responsabili della Asta Aeroservizi SPA, società concessionaria di ENAC, della gestione totale dell'aeroporto di Lampedusa. Le verifiche condotte dalle Fiamme Gialle e dai Vigili del Fuoco avrebbero permesso di accertare numerose e gravi irregolarità nel funzionamento delle attrezzature e dei dispositivi antincendio, nonché numerose violazioni della normativa sulla sicurezza dei lavoratori, tali da non consentire ulteriormente l'esercizio dell'attività del deposito di carburanti. L'amministratore della società privata è indagato a piede libero per presunte violazioni del testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro. Lo scalo resterà comunque pienamente operativo a disposizione di elicotteri ed aerei. Sono state infatti posizionate alcune autocisterne che provvederanno al rabbocco di carburante per i mezzi che arrivano da Palermo. Fra le tante emergenze mai veramente risolte di Lampedusa c'è quella di un depuratore inesistente e pertanto mai entrato in funzione. Un impianto che era la fine dell'aprile 2018 venne posto sotto sequestro dalla Procura di Agrigento dopo l'attività investigativa in materia ambientale dei Carabinieri del Centro Anticrimine Natura e della Guardia Costiera. Ben 13 gli avvisi di garanzia che allora vennero notificati fra le ipotesi di reato contestate: inquinamento ambientale, falso, truffo, omissione d'atti d'ufficio, frode in pubbliche forniture. Di recente l'attuale sindaco delle Pelagie Sottomartello ha anche ricevuto una richiesta di rinvio a giudizio, un lavoro che era stato fatto negli anni passati. Il depuratore non c'è ed era stata aperta un'inchiesta, ha ricostruito il sindaco Martello. C'è un'area affidata all'assessorato regionale acque e rifiuti, un progetto e una gara d'appalto fatti dallo stesso assessorato, una direzione dei lavori affidati da altri e un'area consegnata dove doveva sorgere l'impianto di depurazione dell'assessorato, ha ricostruito Martello. Dopodiché i lavori l'impresa non li ha fatti, la regione ha fatto una rescissione di contratto. Ho scritto una lettera per chiedere per quale motivo dobbiamo continuare ancora a sversare a mare e mi è stato risposto che stanno provvedendo per cercare di sbloccare i lavori. Se la procura deve indagare, è giusto che indaghi, ha dichiarato il sindaco delle Pelagie. Ho trovato un'inchiesta in corso perché il fascicolo viene aperto nel 2012. Sono stato coinvolto perché ho vinto le elezioni nel 2017. Non capisco il perché di questa richiesta di rinvio a giudizio. Aspettiamo di chiarire quando saremo in tribunale, conclude Martello. A Mazara torna la paura. Gli spari ai pescherecci al largo della Libia hanno fatto ripiombare un'intera comunità nei 100 giorni dell'ultimo sequestro. Una motovedetta militare libica ieri ha sparato a un peschereccio. I libici ritengono proprie acque territoriali quelle che in realtà sono acque internazionali. Quelli che per loro sono colpi di avvertimento si sono trasformati in ferite d'arma da fuoco che hanno ferito il comandante del peschereccio Aliseo. C'è il servizio. Sto bene, non preoccuparti. Una telefonata di pochi minuti per rassicurare il figlio e confermare che presto sarà a Mazara del Vallo con tutto il suo equipaggio. È arrivata a tarda notte la telefonata che il giovane armatore Alessandro Giacalone aspettava da ore. Solo dopo le 23 ha avuto la possibilità di sentire suo padre Giuseppe, il comandante del peschereccio Aliseo, rimasto ferito al braccio e alla testa ieri per i colpi d'arma da fuoco sparati da una motovedetta della Guardia Costiera libica.
Sono stati pochissimi minuti trascorsi al telefono satellitare di bordo, così riporta Repubblica, durante i quali dalla voce di mio papà ho potuto constatare che stava bene e che era rimasto ferito solo lievemente, dice il figlio. A soccorrerlo a bordo sono saliti i medici militari della fregata Libeccio della Marina Militare. Mio papà mi ha riferito che i colpi d'arma da fuoco sono stati sparati ad altezza d'uomo, spiega ancora Alessandro Giacalone, e la prova è il fatto che alcuni vetri della cabina di comando sono andati in frantumi. I cocci lo hanno colpito alla testa, mentre un proiettile lo ha ferito di striscio a un braccio. L'Aliseo in queste ore sta facendo rotta verso il porto di Mazara del Vallo, dove dovrebbe arrivare all'alba di domani. A bordo i 7 uomini d'equipaggio, compreso il comandante, 5 sono italiani, 2 tunisini. Il motopesca era uscito 20 giorni fa per una lunga battuta di pesca del gambero rosso. La zona dove ieri è avvenuto l'abbordaggio da parte della motovedetta libica è particolarmente pescosa, battuta dai pescherecci della marineria mazzarese. E dunque a Mazara torna la paura. Gli spari ai pescherecci al largo della Libia hanno fatto ripiombare un'intera comunità in quei 100 giorni dell'ultimo sequestro. È davvero una brutta situazione, dice Marco Marrone, l'armatore della Medinea, rimasto, come ricorderete, ostaggio a Bengasi da settembre a dicembre. Sparare ad altezza uomo è assurdo, è preoccupato anche il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci. Il morto prima o poi ci scapperà, dice, ne sono certo, perché fino a quando non si troverà una soluzione a questo problema, i pescatori saranno sempre in pericolo in quella zona. In tutto ciò occorre ribadire che questa drammatica situazione stava per fare una vittima, ed è proprio lui, Giuseppe Giacalone, comandante del peschereccio Aliseo. Colpi di avvertimento in aria per fermare imbarcazioni che avevano sconfinato nelle nostre acque territoriali, continua a ripetere il commodoro Masoud Ibrahim Abdel Samad, portavoce della Marina libica, ma a smentirlo è il dato inoppugnabile di quella ferita d'arma da fuoco provocata da spari ad altezza d'uomo. Il figlio del comandante, Alessandro, che è anche l'armatore, apprende via radio quello che è accaduto al padre. Inizialmente le notizie sono frammentarie, vaghe, ma si sa ben poco sulle condizioni del comandante. Poi ad Alessandro arriva una seconda telefonata satellitare dal fratello Giacomo, anche lui imbarcato, ma su un altro peschereccio della società L'Anna Madre. Papà sta bene, solo ferito lievemente, a un braccio e alla testa. L'Aliseo è stato liberato dai libici e sta facendo un rientro a Mazara. Sono soddisfatto dell'operato del governo perché subito si è arrivati a una soluzione, evitando il peggio, dice. Alessandro Giacalone è rimasto in contatto tutto il pomeriggio con la Farnesina, la capitaneria di porto di Mazara e il fratello Giacomo. La città monta però la rabbia per i tanti, troppi episodi accaduti. Interviene anche il presidente della regione, Nello Musumeci, che dice basta, non ne possiamo più di questa azione di violenza. Non è tollerabile che pescatori siciliani debbano andare a lavorare nelle acque internazionali con l'incubo di finire arrestati, sequestrati o persino mitragliati senza alcuna colpa. È assurdo che i pescatori siciliani debbano correre il rischio persino di perdere la vita andando nel mare Mediterraneo per portare un pezzo di pane a casa. È assurdo che il governo italiano non abbia ancora avvertito la necessità di chiudere questa partita con il governo libico, una partita aperta da oltre 50 anni. La sera del 12 settembre del 2010 il peschereccio di Mazara, a Ariete, venne mitragliato da una motovedetta libica, una delle 6 consegnate dal nostro paese a Gheddafi. Una storia infinita, ancora purtroppo attuale. Acqua Pubblica e i sindaci ex ribelli della nostra provincia hanno preso posizione contro l'ipotesi di abrogare l'articolo di legge che prevede le gestioni dirette comunali dei servizi idrici, cioè l'articolo 147,2 della legge Galli. Si tratta nel dettaglio dei rappresentanti delle comunità di Santo Stefano Quisquina, Alessandria della Rocca, Bivona e Cammarata. Mantenere in vigore il comma 2 dell'articolo 147, sottolineano i sindaci, è un principio al quale non vogliamo rinunciare. Le forze politiche tutte continuano, si attivino per scongiurare ulteriori scippi. È necessario tutelare le gestioni dirette comunali perché l'attuale proposta di modifica di fatto non solo chiude le porte a qualsivoglia futura gestione in house, ma imporrebbe a chi già gestisce in modo diretto le risorse idriche di confluire entro un anno in una gestione unitaria.
Agrigento differenzia, campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti. Il nostro direttore Arturo Cantella. Assessore Trupia, ci sono delle novità relativamente alla raccolta differenziata, se ce li vuole illustrare? Sì, più che novità relativamente alla raccolta, che rimane sempre come è stata. Oggi noi vogliamo portare a conoscenza di questo nuovo progetto che è la comunicazione, l'informazione e la sensibilizzazione che stiamo portando avanti con le imprese che gestiscono il servizio. Questa campagna, che fino ad ora non è stata fatta così in maniera capillare, da questo momento in poi sarà fatta anche diciamo, con cadenza mensile, perché è intenzione di questa amministrazione informare e sensibilizzare i cittadini che la differenziata, che è già a buon punto, siamo intorno al 70-71%, occorre dare un'ulteriore spinta per far sì che ne abbiamo maggiori benefici. Assessore, ecco, lei può fare un bilancio sulle criticità che ha trovato nel corso della gestione della delega da quando appunto si è insediata l'amministrazione Miccichè? Ma le criticità sono quelle che sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo un problema di spazzatura, di sacchetti che vengono abbandonati e su questi stiamo cercando di porre rimedio. C'è anche la problematica relativa all'isola ecologica di Piazzale Ugo La Malfa, che speriamo entro il mese di maggio di trasferire definitivamente presso l'isola ecologica di Fondacazzo e quindi togliere dal centro città tutte le problematiche inerenti a quest'isola ecologica. Ecco, si parla appunto di San Leone e di differenziata, una novità appunto. Sì, allora San Leone, che da parte nostra è attenzionata in maniera particolare, considerato che dalla provincia si riversano tutti a San Leone. Noi abbiamo iniziato fin dalla settimana scorsa e continueremo a farlo anche questo fine settimana di distribuire lungo tutto il lungomare e Piazzale Giglia ulteriori contenitori di vetro e di plastica per far sì che ognuno abbia la possibilità di conferire in maniera corretta. Sull'aumento della Tari? Non c'è nessun aumento della Tari. Le zone periferiche sono quelle forse meno attenzionate, dove le problematiche sono sempre in addivenire. Cosa ci può dire? Allora, le zone periferiche hanno l'attenzione da parte di questa amministrazione. Sicuramente stiamo cercando di potenziare il servizio di discerbamento. A breve entreranno in funzione altre 8 squadre per il discerbamento che saranno utilizzate per un periodo limitato di circa 6 mesi e quindi anche le periferie avranno l'attenzione che meritano. Il controllo invece, che solitamente aveva avuto un'impennata, mi riferisco alle telecamere che filmavano chi buttava fuori non faceva la differenziata, a che punto è? Allora, noi stiamo cercando di attrezzare la nuova l'isola ecologica di Fondacazzo con un servizio di videosorveglianza, ma anche la zona di Piazzale Ugo La Malfa, che sarà sguarnita dell'isola ecologica, verrà anche fornita di videosorveglianza per evitare che poi la zona diventi luogo di abbandono di rifiuti. Sindaco, continua la campagna sulla raccolta differenziata, un bilancio finora della sua attività da quando è sindaco in tal senso? Vabbè, il bilancio penso che sia positivo rispetto alle aspettative. Certo, non abbiamo ancora raggiunto i massimi obiettivi, quelli che ci eravamo prefissati anche in campagna elettorale. È un proseguo dell'attività amministrativa per quanto riguarda questo settore. Oggi siamo qui in conferenza, daremo un po' di spiegazione anche perché deve partire la campagna divulgativa, informativa alla cittadinanza. Cercheremo anche di trovare anche altre soluzioni, qualche modifica sull'attuale raccolta, vediamo come ottimizzare il servizio. Ho fatto un'ordinanza che sarà in vigore fino al 30 di giugno nei weekend, proprio per evitare lo scempio che ogni volta si viene
a trovare, a vedere lungo le nostre coste, nei marciapiedi, perché nonostante abbiamo potenziato i carrellati e comunque la possibilità di poter conferire in dei contenitori il vetro e altro, purtroppo questo non è stato accolto da parte della cittadinanza e quindi vediamo di trovare altre soluzioni. Un appello che lancia ai cittadini qual è? L'appello è quello di darci una mano d'aiuto, perché siamo tutti cittadini, e cercare di mantenere sempre più pulita la città con il rispetto anche delle regole. Nonostante i solleciti di cittadini, sindacati, esponenti politici, nessuno degli organi preposti ha rimosso una frana di terriccio lungo la strada statale 115 in territorio di Porto Empedocle in contrada Ciuccafa, che da quasi 6 mesi costringe con tanto di semaforo i mezzi a procedere a senso alternato con gravi difficoltà e rallentamenti. Oggi è la volta del consigliere comunale di Porto Empedocle Giuseppe Todaro, che annuncia di aver inviato una richiesta di intervento all'ANAS affinché intervenga a rimedio soprattutto in prossimità dell'avvento della stagione estiva, quando lo stesso tratto di strada è interessato da un notevole aumento di traffico, essendo l'unico collegamento nella zona. Le telecamere di TVA all'interno del centro per l'impiego di Agrigento. Chi ha reddito di cittadinanza sarà impiegato in lavori socialmente utili. Arturo Cantella. Siamo con il dottor Salvo Iacono, nuovo direttore del Centro Provinciale per l'Impiego di Agrigento, che ci parlerà dei nuovi PUC che saranno attivati nella nostra provincia. Di cosa si tratta, direttore? Finalmente si sta aprendo uno spiraglio alla situazione epidemiologica del Covid-19 e le attività che si stanno cominciando a organizzare per il secondo rilancio da questa situazione, stiamo incentivando l'attivazione dei progetti a titolarità dei comuni utili alla collettività, i famosi PUC. Cosa sono i PUC? In sintesi, parte dei percettori del reddito di cittadinanza a seguito del decreto il 22/10/2019 devono obbligatoriamente partecipare a un progetto collettivo di utilità. Per esempio, alcuni comuni, ora vedremo quali sono stati sino ad oggi i comuni partecipanti, devono preparare dei progetti per esempio per la manutenzione del verde, per la pulizia delle strade, anche dentro i comuni per gli archivi ed altro. La procedura è dettata dalla normativa nazionale e da una piattaforma informatica che si chiama ANPAL, gestita dall'ANPAL, vengono inseriti dai comuni in questa piattaforma. Sempre le circolari dello Stato e anche dell'ANPAL prevedono che il personale destinato a un progetto il personale venga designato già al 50% da parte del comune, dal 55% da questo ufficio provinciale o dalle sedi periferiche che questo ufficio ha dislocati in provincia. Ad oggi i comuni che hanno mandato i progetti sono il comune di Porto Empedocle, il comune di Ioppolo, il comune di Santa Elisabetta, il comune di Siculiana, per i quali già abbiamo esaurito il procedimento, il comune di Comitini, il comune di Raffadale, insomma in totale sono 9 comuni, su 43 comuni, anche questo è un messaggio ai sindaci e ai comuni, di mettersi in contatto con questo ufficio in maniera tale da togliere quei lacci e laccioli che poi sono i famosi critiche alla burocrazia per consentire l'avvio di questo procedimento. Pertanto i comuni si mettano in contatto al più presto con quelli che ancora non hanno inserito i progetti, perché ormai con la piattaforma i progetti obbligatoriamente vanno inseriti sulla piattaforma ANPAL. In questi giorni qualche comune già si è fatto sentire e penso che il comune di Agrigento sarà uno dei prossimi comuni ad attivare queste procedure e quindi i nostri uffici si stanno impegnando, ci stanno riorganizzando in maniera tale da avviare immediatamente queste attività. Direttore, ci sono altre nuove forme di avviamento, mi riferisco ai giovani, ai disoccupati, ecco. Ci sono varie forme che vedo che funzionano, camminano, eccetera. Allora, ci sono i tirocini, garanzia giovani, tirocini,
e poi ci sono i cantieri scuola, gli ex cantieri scuola, cantieri di lavoro che si stanno attivando, e il Dipartimento dovrebbe attivare ora i cantieri scuola, quelli dedicati agli enti di culto. Le graduatorie vengono fatte qua sulla scorta delle istanze dei comuni e da parte del... Stiamo vedendo un po' di rimettere mano pure su la legge 6899, quella sui disabili, e di aggiornarla più che altro, perché vero, ci sono le piattaforme informatiche, ma molto spesso i collegamenti sono in ritardo. Noi oggi abbiamo un problema, che i dati inseriti per esempio sul SILAV, che è un'altra piattaforma che ci dà le informazioni sui richiedenti, sono in parte 2-3 mesi in arretrato con la scadenza del reddito di cittadinanza. Quindi capita che nel momento in cui si parte col progetto, nel progetto l'utente, il richiedente, il comunicato non ha più il reddito di cittadinanza, oppure ce l'ha e noi lo sappiamo dopo 2 settimane. Stiamo vedendo con Palermo di pianificare anche queste situazioni. Ringrazio il personale che ho trovato qua in questo ufficio, perché io sono il direttore dell'Ispettorato del Lavoro, sono ad interim per ora in attesa di un dirigente, però c'è questa evenienza, questa emergenza, per cui sto dedicando più tempo qua per ora che al mio ufficio. Presentato in anteprima nella sede del Consiglio Superiore della Magistratura il documentario Picciotti, che cosa vi ho fatto?, realizzato per la beatificazione del magistrato Rosario Angelo Livatino, ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990, andrà in onda domenica su TV 2000 il 9 aprile alle 21:20, giorno della beatificazione. Vediamo. Ci troviamo nella stanza che Rosario Livatino ha occupato fin dal giorno in cui ha assunto le funzioni presso la Procura della Repubblica dei Reggenti. All'epoca l'organico era solo di 4 sostituti più il procuratore, sicché le nostre stanze erano contigue l'una accanto all'altra. Le porte erano sempre aperte e c'era uno scambio continuo di rapporti personali e anche dei rapporti di ufficio. Signor Presidente della Repubblica, signor Ministro, signore Vicepresidente della Corte, per noi sacerdoti è abbastanza facile parlare e prendere la parola, ma in questo momento vi dico dal profondo del cuore che avrei preferito restare a meditare. Quello che noi abbiamo ascoltato, quello che abbiamo vissuto. Direi che Giovanni Paolo II e Rosario Livatino hanno in fondo innalzato lo stesso grido, uno con la voce, il pontefice, l'altro con la vita, e il grido di entrambi era una invocazione di giustizia profonda. Diceva Don Pino, con la mafia non si convive, fra la mafia e il Vangelo non può esserci alcuna convivenza e tantomeno connivenza, non può esserci alcun contatto, non ci può essere nei confronti della mafia nessuno deprecabile inchino. Grazie. Violenza, ma questa è terra anche dei grandi pensatori, scrittori e anche grandi santi. Nel modo che l'educazione che i miei genitori mi hanno impartito esige. Questi beati che poi ti dicono guarda che la strada è quella giusta, è quella che porta al cielo. Ci troviamo nella stanza che Rosario Livatino ha occupato fin dal giorno in cui ha assunto le funzioni presso la Procura della Repubblica dei Reggenti. All'epoca l'organico era solo di 4
sostituti più il procuratore, sicché le nostre stanze erano contigue l'una accanto all'altra. Le porte erano sempre aperte, c'era uno scambio continuo dei rapporti personali e anche dei rapporti di ufficio. E continuiamo a parlare della beatificazione del giudice Rosario Livatino. Gli istituti scolastici agrigentini sono stati coinvolti in un percorso educativo didattico. Vediamo. Un'iniziativa oggi che coinvolge il mondo della scuola in collaborazione con il suo assessorato, dove si parla di Livatino alla vigilia della sua beatificazione. Sì, come assessore alla pubblica istruzione ci tenevo a coinvolgere le scuole medie e le scuole superiori in quello che era un impegno che anche l'amministrazione ha su un processo di attivazione di figure emergenti sulla legalità. Livatino è un rappresentante ovviamente indiscusso di un progetto di legalità che lui stesso fin da giovane con le sue attività ha portato avanti fino all'evento della sua uccisione, che però nonostante tutto non ha spento quella che era la sua iniziativa, anzi ha acceso dei riflettori sulla dedizione che lui stesso aveva, soprattutto focalizzato anche su quella che era la sua visione cattolica, perché era conscio di quello che era la pericolosità in cui andava incontro. Le scuole coinvolte in questo lavoro? Le scuole coinvolte in questo lavoro sono l'Istituto Leonardo, gli istituti comprensivi, l'Anna Frank, una serie di scuole superiori e le scuole medie ovviamente del nostro comprensorio agrigentino, perché ovviamente l'attività di Livatino e quindi tutta quella che è la celebrazione della beatificazione di Livatino è sentito in tutta la Sicilia e soprattutto nel nostro capoluogo, e quindi abbiamo raccolto le nostre unità scolastiche. Hanno lavorato, hanno collaborato. Daremo degli attestati e soprattutto abbiamo voluto coinvolgere i ragazzi a una lettura di un libro di Marilisa Della Monica, che è un libro che è fatto proprio sui giovani e ha una parte di lettura, ma soprattutto è accompagnata anche da degli opuscoli e delle immagini che avvicinano il ragazzo a della curiosità nella lettura. È fatto da pochissime pagine, quindi facilmente leggibile, e quello aiuterà sicuramente a incuriosire ancora di più, perché ci sono anche dei dettagli sulla vita di Livatino al di fuori di quella che era la sua attività, diciamo, giuridica. L'Istituto Rita Levi Montalcini partecipa con estremo piacere a queste attività proposte dagli enti esterni. È un'attività che noi già abbiamo fatto 2 anni fa con un progetto PON sulla figura del giudice Livatino, e a maggior ragione non ci siamo sottratti all'invito dell'amministrazione comunale di partecipare a questa attività in ricordo del giudice Livatino. Sono state 2 le classi, una del plesso Margherita Acchi e un'altra del plesso Federico II, i due plessi di scuola secondaria di primo grado, che hanno prodotto degli eccellenti lavori nel ricordo di questo martire della legalità che ha insegnato tanto, ci ha dato tanto, e quindi anche noi vogliamo trasmettere questi suoi valori ai nostri alunni. Parliamo adesso dei corsi FAMI, Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione. Arturo Cantella. Al via un nuovo progetto FAMI che coinvolge il CPIA di Agrigento su nuove misure. Quali? Niente, come gli altri anni, anche quest'anno stiamo per avviare il FAMI, che è il FAMI cosiddetto linguistico, quindi rivolto ai ragazzi, diciamo, minori non accompagnati, gli richiedenti asilo politico che intendono, come dire, alfabetizzarsi e conoscere la nostra lingua. Il CPIA di Agrigento, diviso in tutte le sedi, diciamo, tra Agrigento, Canigattili, Cata e Sciacca, che sarebbero i 4 grossi centri, attiverà 17 corsi, di cui alcuni di prealfabetizzazione, alcuni di A1 e A2, che sarebbero, diciamo, il primo livello dell'alfabetizzazione, e poi anche un corso B1, che è un corso
corso successivo e quindi alla 2. Questi corsi complessivamente, in particolare il B1, serviranno anche a coloro che volessero richiedere poi la cittadinanza italiana. Bene, questo è un corso che si presta anche ad avere uno dei documenti richiesti al fine di ottenere la cittadinanza italiana, quindi importante. Saranno coinvolti più di 200 ragazzi e penso che noi stiamo facendo le procedure di avvio, ma quanto prima, dopo il periodo di formazione che penso avverrà in questo mese di maggio, tra luglio e agosto potremo partire con i corsi. Ecco, i corsi dove si terranno e che durata avranno? I corsi hanno una durata che oscillano tra le 150 ore fino alle 80 ore, quindi 150 i 2 corsi di Pre-A1, 100 ore i corsi di A1 e A2 e 80 ore i corsi B1. Si terranno nelle 4 sedi, abbiamo detto Agrigento avrà 7 corsi, a Licata ve ne saranno 6, 3 a Canicattì ed 1 a Sciacca. Un parco giochi inclusivo a Fontanelle, un sogno che gli abitanti del quartiere di Agrigento inseguono. Eugenio Cairone. Si chiama l'Isola dell'Allegria, ovvero un parco giochi che permetterà anche ai bambini disabili di poter giocare e socializzare con gli altri bambini del quartiere. Il sogno a Fontanelle sta per diventare una bella realtà. Intanto in via Alessio Di Giovanni, alla presenza dell'artista Salvo Ligama, in settimana è stato eseguito il lavoro più importante, perché c'è il tocco di un bambino con disabilità, felice di essere presente a dare una mano. L'Isola dell'Allegria è un'iniziativa nata dalla collaborazione delle famiglie con il Comitato Fontanelle Insieme. Di grande aiuto sono stati i professionisti che fanno parte del Comitato di quartiere, professionisti impegnati nella realizzazione del progetto per la riqualificazione di uno degli angoli di Fontanelle, dove serve l'intervento del comune per un'adeguata pulizia e illuminazione. Soprattutto l'illuminazione carente dopo l'eliminazione di alcuni punti luce. Ma c'è un problema che va risolto con una accurata vigilanza della polizia locale nei confronti dei proprietari di cani assolutamente incivili che hanno reso la piazzetta quasi impraticabile a causa degli escrementi. Proprietari di cani che tutti i giorni continuano ad ignorare le regole della buona educazione. È chiaro che con la nascita dello spazio dedicato ai giochi si dovrà prestare più attenzione a questa piazzetta di Fontanelle, che non potrà nemmeno essere luogo di sosta per gli autobus extraurbani. L'Isola dell'Allegria vuole essere un messaggio di speranza, la speranza che davvero la nuova amministrazione comunale riesca a fare qualcosa per rendere vivibile il quartiere. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Stragi di mafia e depistaggi, i clamorosi abbagli su Faccia da mostro e la donna misteriosa. C'è il servizio. Nome in codice la guerrigliera, al secolo una oggi 64enne napoletana Virginia Gargano. Sarebbe lei la misteriosa donna che accompagnava agli incontri, chiamiamoli così, di lavoro, tra virgolette, l'ex poliziotto passato ormai a miglior vita Giovanni Aiello, meglio noto come Faccia da mostro, ovvero l'uomo col volto sfigurato da una vistosissima cicatrice, congedatosi dalla vita terrena il 21 agosto del 2017 sulla spiaggia calabra di Montauro, nella provincia catanzarese, ufficialmente attribuito decesso a cause naturali. Virginia da ragazza avrebbe fatto parte anche di Gladio, la struttura militare parallela fortemente evoluta nei paesi ad orientamento NATO dagli Stati Uniti d'America per contrastare lo sporacchio geopolitico sovietico. Una delle poche donne che avrebbe fatto parte di Stay Behind. La sua figura è fortemente balzata alla cronaca nelle ultime ore, merito l'ultima pubblicazione del collega Lirio Abate. Di lei parlò anche il boss dell''ndrangheta anni or sono, Nino Lo Giudice, dicendo che la si conosceva in quegli ambienti oscuri con il nome di comodo Antonella, definendola colei che si presentava a seguito di Faccia da mostro, una sorta di sua segretaria, presentata dallo stesso Aiello come una sua amica che faceva parte anche dei servizi segreti. Di lei in quegli ambienti sapevano che era stata addestrata in Sardegna ad Alghero. La donna era stata intercettata nel 2013 e la sua foto inserita dagli investigatori in un fascicolo per un'attività compiuta dal Servizio Centrale Antiterrorismo e mostrata ai collaboratori di giustizia. Una identità finora segreta, coperta, 30 anni per scoprirne un nome e un volto.
Non si escluderebbe, come riportano le cronache, che avrebbe anche avuto un ruolo nelle preparatorie di Capaci. Discordanti però su di lei le descrizioni sulle caratteristiche fisiche. C'è chi la descriveva, riportano sempre le cronache, come bionda, fisico statuario, viso allungato, labbra sottili, c'è chi invece come un normale fisico da donna. Quello che coincideva in entrambe le caratteristiche era il suo carattere forte, deciso, determinato e il fortissimo accento napoletano. Ufficialmente disoccupata, la Gargano possiederebbe un paio di immobili nei quartieri spagnoli del capoluogo campano, dati in affitto e dai quali ricava reddito. Nell'81 convolò pure a nozze con un ex campione di nuoto, pure egli gladiatore. Una permanenza di vita vissuta anche a Caserta e dopo a Reggio Calabria, laddove rimase legata anni dopo ad un uomo che nel 2018 venne coinvolto in un'inchiesta su 'ndrangheta, riciclaggio e intestazione fittizia di beni. Oggi Virginia Gargano si presenterebbe come un'amorevole madre di famiglia, una tranquilla casalinga. Verrebbe da dire meglio tardi che mai, come verrebbe anche da chiedersi perché il suo passato, il suo trascorso, la sua identità, il suo vissuto, i suoi chiari scuri balzerebbero alla luce del sole solamente adesso. A 64 anni, in una nazione avvolta ai noi, purtroppo dai tanti misteri, un'Italia quasi uscita dalle forti tinte del grande maestro Michelangelo Merisi, insuperabile Caravaggio del chiaro oscuro. Pass per le vacanze, gli auspici per la stagione estiva e la crisi del settore ceramiche. Ci sono i servizi. Rimane comunque una ripresa lenta che si prevede potrà avvenire nel corso dei prossimi anni fino ad arrivare a livelli prepandemici nel 2023. Certo, l'idea appunto di questo pass darà probabilmente uno slancio immediato che oggi ad esempio a Taormina ci sono aperte 3 strutture, 2 più importanti e una con un numero minore di possibilità di ospitalità, insomma un numero minore di camere, ma già si sono fatte le interlocuzioni con le organizzazioni sindacali per la riapertura del San Domenico. Si prevede insomma che grazie a questo anticipo del pass si possa in qualche modo accogliere il turismo di prossimità, il turismo nazionale nel corso delle prossime settimane e soprattutto che si possa riattivare una ripresa verso agosto. Rispetto al turismo europeo dobbiamo aspettare probabilmente settembre-ottobre, anche perché i turisti hanno necessità di poter progettare la vacanza. Ci sono prenotazioni sul territorio tra settembre e ottobre, ma risulta scoperto rispetto al turismo europeo che comunque dava un grandissimo slancio soprattutto per appunto la zona ionica e quindi il comprensorio di Taormina, Giardini, Leto Janni e la zona appunto delle isole Eolie. A proposito delle isole Eolie, nelle scorse ore il presidente Musumeci ha detto che potrà partire la vaccinazione per le Eolie. C'è anche l'ok da parte del governo. Questa idea delle isole covid free che dovrebbero già di per sé, anche in attesa dei pass, dare quelle garanzie di sicurezza sia a chi deciderà di trascorrere le vacanze ma anche ai lavoratori che poi sono i soggetti più esposti e più a rischio. Durante tutta la pandemia i lavoratori sono stati fortemente esposti, soprattutto i lavoratori delle realtà che sono rimaste in attività. Questa misura permetterebbe di provare a tutelare ulteriormente dei lavoratori che si troverebbero esposti al contatto con il pubblico e quindi a una maggiore esposizione. Le tutele previste anche dal riconoscimento del Covid come infortunio e non semplicemente come malattia non sono sufficienti perché naturalmente sono delle misure ex post che non sono in grado di prevedere, come invece questa di cui stiamo parlando, una tutela del lavoratore a monte proprio per evitare che appunto possa essere contagiato. Momento difficile per il comparto artigiano della ceramica artistica di Santo Stefano di Camastra, un settore messo in ginocchio da questa pandemia, così come altri settori produttivi che stanno attraversando parecchie difficoltà. Per la cittadina stefanese questo settore ha sempre rappresentato il fiore all'occhiello, in quanto gran parte dell'economia era mossa da questo comparto. Ma è da 2 anni che sinceramente soffriamo terribilmente questa crisi, perché vuoi un po' per il lockdown e quindi siamo stati un po' chiusi, vuoi perché tutte le zone non erano aperte e di conseguenza è venuta a mancare quella
quella clientela regionale, insomma, che noi puntiamo tanto. Poi il problema principale è il turismo, se non c'è turismo non gira nulla. Siccome da 2 anni che turisti non ce ne sono, stiamo soffrendo terribilmente. Le tasse si devono pagare, gli operai si devono pagare e di conseguenza, non essendoci le giuste entrate, veramente arranchiamo parecchio. Il fermo forzato delle vendite ha permesso alle attività di studiare per innovarsi e progettare degli oggetti innovativi in grado di richiamare l'interesse di avventori appassionati. Nonostante la pandemia stiamo cercando di continuare alla realizzazione di tutti gli oggetti. E quindi una volta che va a scemare questa pandemia siamo pronti ad affrontare questa crisi. Qualche forma nuova c'è stato un po' di tempo in più, quindi l'abbiamo realizzata già. Nonostante le difficoltà si continua ad andare avanti con la produzione in attesa che si possa tornare quanto prima alla normalità. Sì, noi cerchiamo di andare avanti anche con questo periodo un po' disagiato e quindi cerchiamo con le novità di poter far arrivare nuovi turisti a Santo Stefano con la nostra ceramica. Calcio eccellenza, domani l'Acragas affronterà il CUS Palermo. Vediamo come i biancazzurri si stanno preparando al match nel servizio di Carmelo Lentini. Sarà Michele Coppola di Castellammare di Stabia l'arbitro che dirigerà l'anticipo di sabato 8 maggio tra CUS Palermo ed Acragas, in programma nell'impianto sportivo universitario in via Altofonte a Palermo. Gli assistenti saranno Alessandro Rallo di Marsala e Salvatore Girolamo Cucci di Trapani. Il tecnico del CUS Palermo è Giancarlo Ferrara, mentre l'ex biancazzurro della gara è Salvatore Federico. Su 5 gare disputate il CUS Palermo ha ottenuto 2 vittorie, 2 sconfitte e un pari, con 11 gol fatti e 10 subiti. In classifica attualmente ha 7 punti e si trova al 6° posto. Attuale migliore marcatore è l'attaccante Fabrizio Monti con 6 reti realizzate. Dunque con l'anticipo in programma domani tra CUS Palermo e Acragas si prende il via la 6ª giornata del girone A di eccellenza, che prevede confronti molto importanti ai fini della qualificazione nei primi 6 posti della classifica, ovvero quelli giusti per disputare i play-off. Tra gli scontri diretti si annovera Canicatinissa con i padroni di casa piuttosto attardati rispetto alla previsione. Ma vediamo quali sono le altre gare in programma. Folgore Marineo, Mazzara Marsala e Misilmeri San Cataldese. Ed ora spazio alle interviste dei protagonisti dell'Acragas. Allora, penso che sia una partita sempre difficile da affrontare, soprattutto perché giochiamo contro una squadra che è mentalmente libera, hanno 7 punti, quindi affronteranno la partita, sai, con una leggerezza mentale non indifferente. Noi per riuscire a batterli comunque dobbiamo sicuramente essere concentrati al massimo e non dobbiamo risparmiare nessuna energia che abbiamo dentro il corpo. Che CUS Palermo ti aspetti? Ma ripeto, una squadra che se la giocherà a viso aperto, perché comunque non hanno pressioni, quindi secondo me comunque dobbiamo essere bravi a metterli sotto e non dobbiamo farli giocare in nessuna maniera. In casa Acragas facciamo il punto sugli infortunati. Sì, gli infortunati fanno parte delle situazioni che si presentano di settimana in settimana. Abbiamo ancora fuori Villa, Licata. Per quanto riguarda i grandi, adesso si è aggiunto il portiere Giarratana che ha avuto un infortunio ieri, lo stesso compagno c'è un problema al piede, ma a prescindere dagli infortunati, che non li ho mai tirati in ballo quando abbiamo giocato, perché comunque credo che chi va in campo possa sostituirli degnamente. Ripeto, dobbiamo essere umili e fare la partita che comunque si aspettano tutti, quindi dobbiamo andare lì e a prescindere da chi gioca o chi non gioca dobbiamo portare via i 3 punti. Sì, servirà un'Acragas molto determinata e vogliosa di
dei 3 punti, perché il pareggio di domenica scorsa ci sta molto stretto, quindi abbiamo voglia e tanta fame di andare a recuperare questi punti persi in casa domenica, cercare di recuperarli contro il CUS sabato. Che CUS Palermo ti aspetti contro l'Akragas? Penso che troveremo un CUS Palermo molto affamato e come qualsiasi squadra venga a giocare contro l'Akragas, quindi dobbiamo essere preparati a fare una battaglia e uscirne vincitori da questa battaglia. Come l'avete preparata questa partita importantissima per la classifica dell'Akragas? C'è poco da preparare, c'è solo da mettere tantissima voglia e tantissima cattiveria e poi alla fine è una partita come tutte le altre, basta solo mettere un po' più di impegno rispetto alle altre partite. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale, grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi, a presto.